Sono lieto di presentare gli auguri più sinceri e fervidi di Buon Natale a tutti voi che mi vedete e mi ascoltate. E vorrei prendere lo spunto da una parola del profeta, il profeta Isaia, che guardando l'orizzonte lontano nei secoli ha scritto: il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Le profezie sanno sempre interpretare il presente, non soltanto guardano al futuro, ma vedono il presente. Per certi aspetti penso che anche l'Italia si presenta come un popolo nelle tenebre, ma anche tanti di noi, o meglio tutti noi, abbiamo delle tenebre dentro di noi. Le tenebre della società, lo sappiamo, è la mancanza di luce, che è il lavoro, che è la dignità delle persone, mancanza anche di giustizia, di solidarietà, ma vorrei dire soprattutto una mancanza, la mancanza di amore. Quando non c'è questo, anche la società non funziona bene. Ma poi a volte le tenebre sono anche dentro di noi. Mancanza di luce vuol dire la mancanza di dare un senso profondo alla vita, vuol dire la mancanza anche di fiducia, la mancanza di coraggio, la mancanza di speranza e tante volte anche la mancanza di amore. Auguro allora che anche noi possiamo, nella situazione in cui ci troviamo, poter vedere una grande luce. Questa luce c'è, ma bisogna anche aprire gli occhi, bisogna anche aprire il cuore per accoglierla, bisogna fare anche un atto di fede. Ecco, il Natale è un Natale vero se noi apriamo la mente e il cuore a questa grande luce che anche oggi c'è. E questo ci dà la fiducia allora di guardare anche la realtà, anche se nuda e cruda, però sempre con occhi nuovi, con cuore nuovo. Questo augurio lo faccio a tutti voi, assicurando anche a tutti voi il mio particolare ricordo davanti al Signore, perché abbia a illuminare le tenebre che ci sono nella società e nelle tenebre dei cuori e aprire un orizzonte di luce e di speranza. Buon Natale a tutti.